Come promesso, vi diamo ancora questa possibilità e questa occasione di parlare, di confrontarci dopo l'appuntamento della volta scorsa con i 30 minuti col direttore che torneranno sicuramente venerdì. Ci siamo presi un altro piccolo spazietto, una pausa se vogliamo, una specie di piccolo salottino per poter parlare con l'ospite che è tornato con noi, che tornerà con noi, che avremo il piacere di vedere di persona, almeno noi in Sardegna che abbiamo voglia di farci qualche domanda, e siamo in tanti per fortuna. Oggi questo piccolo non conforme, diciamo così, extra della settimana ospita nuovamente colui il quale appunto è stato il protagonista, sarà il protagonista di questa e di altre chiacchierate, ovvero Andrea Cionci. Andrea, bentornato, 2 volte in quasi una settimana, è un record qui ad Ascolto Live, sta diventando un ospite, diciamo un gradevole ospite ricorrente, questa è una gran cosa, sono molto contento. Come va? Tutto bene? Grazie Gabriele, sì, tutto bene. L'attività ferve, sono un po' stanchino ma molto galvanizzato dalla risposta dei lettori e dei fedeli, quindi grazie ancora una volta per avermi ospitato nella tua trasmissione. È un piacere. Ora io lo dico sempre prima di iniziare le nostre chiacchierate, lo ribadisco, che uno sia credente o meno, le domande bisogna porsele a prescindere, quindi che uno sia credente, che sia ateo, che sia agnostico, che sia quello che volete, le domande sulla verità, sulla capacità, la possibilità di poter mettere in discussione l'esistente, uno deve porsele a prescindere, quindi è un'occasione quella con Andrea di poter discutere di queste cose da un punto di vista sicuramente religioso, sicuramente morale, ma sicuramente anche per quanto mi riguarda politico e geopolitico e anche spirituale, per cui comunque la pensiate, questa è un'ottima occasione per farsi qualche domanda sana e trovare delle risposte, ma anche perché è successo e sta succedendo moltissimo che molti, anche soprattutto molti laici, tra virgolette, persone che comunque non hanno una pratica della religione molto assidua, si pongano comunque in atteggiamento favorevole e cerchino comunque di incontrare Andrea per ascoltare quello che ha da dire e porsi delle domande, quindi è un atteggiamento molto interessante, non c'entra niente col fatto di essere credenti o meno, è l'amore per la verità e questo penso che unisca un po' tutti noi, quindi è una cosa che condivido e che trovo molto interessante. Comunque, intanto questo è un appuntamento che ha lo scopo di promuovere ulteriormente i prossimi 2 incontri che Andrea terrà in Sardegna e saranno il 18 e il 19 novembre a Sassari e a Cagliari. Noi parteciperemo come Radio Ascolto Live all'incontro di Cagliari, lo registreremo anche, quindi per il vostro piacere, però è anche l'occasione per fare qualche domanda ulteriore ad Andrea, fare qualche riflessione e così anche godere delle sue opinioni dal punto di vista, diciamo così, globale. Allora io volevo, con l'aiuto di Andrea, ripercorrere un pochettino quelli che sono stati gli ultimi periodi, diciamo così, di questa sua ricerca e di quella che è stato anche il confronto con non solo con i lettori, gli ascoltatori e le persone che sono andate alle sue conferenze, ma anche e soprattutto con la comunità ecclesiastica, che non è sempre stata molto, anzi per niente favorevole alle riflessioni di Andrea. Spesso e volentieri si è risolto tutto quanto in una sorta di sostanziale indifferenza, quando se non proprio con la ostilità aperta. Allora sembra che ci sia, Andrea, se ti lascio la parola, una sorta di, come si può dire, schizzinosità, ecco, nei confronti di un'opinione che, come la tua, che è altamente qualificata, va a pescare, va a mettere in discussione delle cose che non vorrebbero essere messe in discussione. Molte delle parti, spesso anche cosiddette alternative, cercano di criticare, diciamo di polemizzare con questo pontificato senza però metterlo sostanzialmente in discussione, ed è una cosa abbastanza curiosa. Come spesso hai ricorso, tu hai detto ricorrentemente nei tuoi audio, sembra l'atteggiamento della moglie picchiata dal marito che però non lo vuole lasciare perché lo ama troppo, questa specie di perversione, ecco. Spiegaci un po' questa perversione, ecco, di questa comunità. Secondo te, da cosa è originata? Perché si continua con si insiste con questo atteggiamento, ecco? Sì, grazie Gabriele. Dunque, l'esempio della moglie che viene picchiata dal compagno, dal marito e che però rimane legata, diciamo, affonda le sue motivazioni in qualcosa di emotivo, di emozionale, in una sorta di sindrome di Stoccolma, di una forma masochistica di nutrimento emozionale. Ma qui siamo in presenza di qualcosa di molto più freddo e studiato, cioè siamo in presenza
del fenomeno del gatekeeping. Ecco, molti di voi l'avranno già sentito questa espressione inglese. Io non amo molto gli anglismi, però è efficace per definire il dissenso controllato, cioè il guardiano del cancello, il guardia di porta, per citare un famoso film. Sì. In che cosa consiste questo gatekeeping? Consiste nel raccogliere il dissenso scagliandosi contro un nemico politico, ma questo dissenso poi viene poi incanalato e mal indirizzato, posizionato su un binario morto, dove alla fine questo dissenso non può rivelarsi nocivo per il nemico o presunto tale. È una strategia piuttosto astuta e subdola che abbiamo imparato a riconoscere negli ultimi anni, anche con la presenza di alcuni movimenti politici che si diceva che avrebbero aperto scatolette di tonno, eccetera eccetera, e poi hanno fatto la fine del tonno. Noi stiamo assistendo a questo fenomeno grazie ad alcuni prelati presuntamente conservatori o tradizionalisti, che però di fatto non lo sono minimamente, perché fa parte della tradizione della Chiesa la fedeltà assoluta al Papa. Ricordiamo per esempio nel 1790 l'episodio della Costituzione civile del clero, quando una buona parte del clero francese dovette giurare fedeltà alla rivoluzione, ma un'altra parte del clero decise di rimanere fedele al Papa di Roma. Quindi la fedeltà al Papa, al Pontefice, ha sempre contraddistinto la storia della Chiesa. 40 antipapi, guerre antipapali, sinodi, concili, prelati che si sono scannati fra di loro per mettere sul soglio di Pietro un vero legittimo pontefice. Ecco, noi oggi assistiamo a qualcosa di nuovo. Questi pseudo-tradizionalisti mutanti in realtà non stanno facendo altro che mantenere lo status quo. Ve lo posso dimostrare, e credo anche che ci siano stati degli accordi tra Monsignor Viganò e Bergoglio. È un sospetto il mio, naturalmente, ma suffragato da dati oggettivi. Allora, io sono stato il giornalista, tra virgolette, mainstream, che più e meglio di tutti ha scritto in favore di Monsignor Viganò ai suoi inizi. Man mano che andavo avanti con la mia ricerca sulle dimissioni di Papa Benedetto, a Monsignor Viganò io ho mandato almeno 300 o 400 articoli dei 700 che ho scritto. Gli ho mandato diversi podcast, lettere aperte, lettere private, un appello filiale pubblico che troverete sul mio canale YouTube Andrea Cionci, codice Ratzinger, e alla fine una proposta, diciamo, per fare fronte comune. Ho detto: signori, questa è la sede impedita, ve l'abbiamo illustrata anche con la traduzione finale del professor Mosetti Casaretto dell'Università di Torino, insomma pareri qualificatissimi di storici della Chiesa, latinisti, giuristi, eccetera. Non siete d'accordo sulla sede impedita? Vabbè, che ci posso fare? Io ho cercato di spiegarmi, però l'unica cosa sulla quale siamo d'accordo è che non siamo d'accordo. Allora, però, visto che è impensabile che dopo 10 anni si stia ancora a discutere sulle dimissioni di Papa Benedetto, facciamo una cosa: tutti insieme firmiamo una petizione ai cardinali affinché facciano un'inchiesta canonica sulle dimissioni di Papa Benedetto. E Monsignor Viganò non mi ha mai risposto, come non mi hanno risposto Aldo Maria Valli, il professor Viglione, il professor De Mattei e tutti gli altri che avevo, quelli di Liberi in Veritate, e tutti gli altri che avevo intervistato proprio per questa petizione comune. Mi sembra lecito, no? Cioè rivolgiamoci a un'autorità terza, imparziale, che si pronunci su questa questione, visto che ognuno ha la sua idea. Di questa cosa si discute ancora dopo 10 anni, rivolgiamoci ai cardinali. Mi hanno detto di no. Alla fine Monsignor Viganò mi ha anche bannato da Twitter. E perché? Perché lui già da tempo cominciava a parlare di setta conciliare, la setta conciliare, ma io gli ho chiesto pubblicamente: scusi eccellenza, ma chi ci inserisce in questa setta conciliare? Ci mette anche Papa Benedetto XVI? No, perché lei sono diversi anni che ne parla male, dice che era hegeliano, che era modernista.
che parlava di nuovo ordine mondiale, che ci ha infilato in questo pasticcio con il mostrum giuridico del papato emerito. Allora la prego, se parla di setta conciliare, specifichi se Benedetto XVI ne faceva o meno parte. Uno dei suoi ultimi tweet è stato: siamo governati da apostati e questo dura dai tempi del concilio. Ora, se l'italiano, diciamo, è una lingua chiara e se i papi sono coloro che governano la Chiesa, dai tempi del concilio abbiamo avuto Giovanni XXIII, Paolo VI, Papa Luciani, Papa Wojtyła, Benedetto XVI. Quindi noi dobbiamo considerare tutti questi apostati, compreso Papa Wojtyła e Papa Ratzinger. Ecco, quando ho fatto un'eccezione del genere, Monsignor Viganò mi ha bannato da Twitter. A questo punto uno si fa una domanda. Dice, ma visto che questa storia della sede impedita è l'unica cosa praticabile, perché c'è la Universi Dominici Gregis che dice chiaramente, questa Costituzione apostolica scritta da Ratzinger nel 96, che dice chiaramente che se la vacanza della sede deve avvenire a norma del canone 332.2 con la rinuncia al munus petrino. Ora, come tutti sanno, la declarazio di Papa Benedetto non ha comportato la rinuncia al munus petrino, lo disse lo stesso canonista Don Stefano Violi nel 2013, non è stato rispettato questo canone. Allora, tra gli articoli 76 e 77 della Universi Dominici Gregis si dice, se le norme, se le condizioni non sono state rispettate, l'elezione che ne consegue è nulla e invalida. Quindi questa condizione, cioè una valida rinuncia a norma del 332.2, non c'è stata, basta, Bergoglio non è mai stato eletto Papa perché il conclave non era... È un'autostrada canonica, quindi bisogna semplicemente notificare ai cardinali che l'elezione è nulla e invalida e loro all'articolo 3 hanno il dovere e quindi anche il potere di intervenire. Mi sembra una via canonica del tutto praticabile, non credi, Gabriele? Assolutamente sì. C'è soltanto sì, prego, finisci, poi volevo inserire una domanda, prego. No, allora visto che questa autostrada canonica in discesa con gli oleandri, il sole che batte c'è, perché Monsignor Schneider e Monsignor Viganò non rispondono a tono? Per esempio, Monsignor Schneider ha pubblicato una lettera ai neosedevacantisti, cioè saremmo noi, io e Don Minutella, dove lui eccepisce, dice ma il Papa è eretico, anche se è eretico non si può deporre per questo e quest'altro motivo, ma anche se ci sono state delle irregolarità nel conclave 2013, queste possono essere sanate dall'accettazione dei cardinali. Non ha neanche citato di striscia la questione della sede impedita. A noi non interessano le eresie di Bergoglio, non ci interessano le irregolarità in un conclave 2013 che viene ritenuto legittimo. A noi interessa il fatto che Benedetto non ha abdicato, quindi il conclave stesso era illecito e illegittimo e chi se ne importa se ci sono state delle irregolarità e chi se ne importa se Bergoglio è eretico, perché non è il Papa, perché non è mai stato eletto Papa da un valido conclave. Allora perché Monsignor Schneider elude completamente questa questione? Perché Monsignor Viganò ha recensito positivamente sul blog di Aldo Maria Valli il volume di Don Daniele Di Sorco della San Pio X che va contro la sede impedita e tenta di smentirla? Allora, perché Monsignor Viganò tira fuori questa storia del vizio di consenso che non è assolutamente praticabile? Che cosa dice in sostanza? Dice, no, Bergoglio lo si potrebbe deporre perché ha dimostrato di non voler fare bene il Papa e quindi non era intenzionato a fare veramente il Papa e quindi per un vizio di consenso si potrebbe considerarlo decaduto. Ora, non c'è una giurisprudenza per deporre un Papa eretico, figuratevi voi se ce n'è una per deporre un Papa col vizio di consenso. Quindi perché tutte queste soluzioni fantasiose, eludendo la sede impedita e anzi oscurandola, censurandola? Tanto che io so che il convegno del 9 dicembre, al quale parteciperà Monsignor Viganò, ho saputo da fonte certa che è stato vietato espressamente a tutti i relatori di parlare di sede impedita. Allora non vi puzza questa vicenda? A me sì, molto, e infatti ho capito perfettamente che Monsignor Viganò
sta facendo il gatekeeper di Bergoglio, lo sta proteggendo, portando il dissenso su strade del tutto impraticabili, le eresie, le irregolarità, il vizio di consenso, con la quale non ci farete niente per deporre Bergoglio, e cerca di nascondere forsennatamente la questione della sede impedita perché è l'unica che può togliere di mezzo Bergoglio. Chiaramente se togli di mezzo Bergoglio con una cosa del genere, nella Chiesa un sacco di gente verrà buttata fuori. Naturalmente i falsi cardinali di nomina bergogliana perderanno le loro porpore di plastica, è ovvio, ed è esattamente questo che ha voluto Papa Benedetto, una soluzione radicale, una purificazione totale dalla Chiesa con l'espunzione di gente che con la fede non ha più nulla a che vedere. Ebbene, a questo meraviglioso disegno escatologico Monsignor Viganò sta disobbedendo, proponendo una soluzione negoziatico-diplomatica del tipo: cari cardinali bergogliani, facciamo finta che non è successo niente, facciamo finta che voi siete veri cardinali, però adesso in conclave eleggete una figura di compromesso che vada bene anche a noi, tipo un cardinale Zuppi, uno pseudo cardinale Zuppi, che è un tipo che lascia fare tutti, in modo che noi possiamo continuare a rimanere gli illuminati, le elite cattoliche all'interno di una chiesa marcia e antipapale. Ecco, questo io credo che sia il disegno di Monsignor Viganò, e i fatti che vi ho illustrato poc'anzi parlano chiaro. Non so che cosa ne pensi tu. E ora, questo si inserisce chiaramente in un disegno complessivo, a mio avviso, perché io i sospetti, ora, nota biografica, i sospetti sulla vicenda di Viganò li ebbi già da diverso tempo. Infatti mandai una mail a Andrea per cercare di salvare il problema, anche per fare una puntata su questo argomento. Infatti siamo qua, ci è voluto un po' di tempo ma ci siamo riusciti. Il sospetto è che si trattasse proprio di una strategia, come dice giustamente Andrea, per incanalare il dissenso, e di queste cose abbiamo fatto l'abitudine in questi ultimi 2 anni, perché come giustamente ha osservato su una cosa successa a livello temporale molto prima della vicenda tra virgolette pandemica, ci sono stati in questi 2 anni tentativi numerosi di animare una sorta di dissenso che poi è stato incanalato, quindi questo tentativo ultimo non sarebbe una novità assoluta, ecco. Quello che poi è successo, e Andrea ha indagato su questa cosa, è che poi Viganò si è poi proposto come un'alternativa sistemica, proprio a livello proprio associativo, di sostegno a tutti coloro i quali all'interno del clero cattolico manifestavano posizioni discordanti. Infatti da qui è nata l'esperienza associativa non casuale di Exsurge Domine, che è una sorta di movimento, associazione, fondazione animata da Monsignor Viganò, che dovrebbe in teoria supportare appunto i prelati, gli ecclesiastici perseguitati dalle angherie bergogliane, il quale, avendo quindi la consapevolezza che questo personaggio, appunto Jorge Bergoglio, apparentemente democratico, non si risparmia nel silurare, nel cacciar via tutti coloro i quali non la pensano come lui alla faccia della democrazia, abbiamo visto. Quindi questa esperienza era quantomeno sospetta, perché si proponeva come una sorta di alternativa a quel movimento già nato e che è tuttora attivo, che è appunto il movimento del sodalizio sacerdotale, che sta animando Don Alessandro Minutella e che si è posto come dice Andrea, come giustamente abbiamo scoperto in questi anni, come alternativa radicale, polemica nei confronti del pontificato bergogliano. Questa esperienza di Exsurge Domine qualche sospetto lo suscitava. Infatti Andrea ha indagato su questa esperienza, cercando di capire anche attraverso l'analisi di domande che sono state fatte ad alcune persone rispetto a questa esperienza. Non è particolarmente chiaro, ecco. Non so se ho centrato il punto. Sì, ecco. Infatti sul sito ecclesiadei.it un gruppo di laici e sacerdoti ha pubblicato una lettera aperta a Monsignor Viganò, dove gli fanno una serie di domande stringentissime. Dice: dopo aver preso approfondita visione del sito dell'associazione Exsurge Domine, con cui Monsignor Viganò raccoglie denaro per raccogliere aiuti a pro dei sacerdoti religiosi o religiose perseguitate, gli fanno un sacco di domande. Dice: perché tra i membri del consiglio direttivo viene reso noto solo il nome del presidente? Chi sono gli altri membri? I sacerdoti che siedono nel consiglio sono canonicamente regolari?
Poi per distribuire gli aiuti quali sono i criteri oggettivi? E ancora, dove operano e quale ministero esercitano i buoni sacerdoti di cui lei parla? Quali aiuti concreti ci possiamo dare? Insomma, tutta una serie di domande veramente lecite, perché Monsignor Viganò ha fatto questa associazione per aiutare genericamente i religiosi, raccoglie soldi, ma poi che ci fa con questi soldi? Chi sono i membri di questa associazione? Non si sa. A chi vanno questi soldi perseguitati? Dominutella sicuramente non vanno, sicuramente non sono andati a Dominutella. Certo che no. Quindi vedete bene che ci sono figli a figliastri. Il fatto che degli stessi fan di Monsignor Viganò gli scrivano una lettera piuttosto acida in cui gli chiedono conto di questa associazione mi sembra evidente che c'è qualcosa. Cioè, voglio dire, ormai questo modo di fare dei prelati, so tutto io, voi zitti e muti, buoni, date solo le offerte perché noi sì che siamo i pastori, ci pensiamo noi, è un modo di fare ormai, come posso dire, obsoleto. Perché oggi le persone sono inferocite con quello che sta facendo la Chiesa, non si fidano più, vogliono sapere giustamente chi prende questi soldi, che cosa ci fate, perché lei non risponde alle domande sulla sede impedita, perché anzi la boicotta in ogni modo. Quindi diciamo siamo alla constatazione di un tramonto di questo modo di fare vecchissimo, clericale, di questi prelati che cercano di sistemare tutto loro, di lavare i panni sporchi in famiglia, e lo sappiamo com'è andata quando ci sono stati questi comportamenti, no? Vi ricordate tutti i casi dei preti pedofili? Sì, adesso non facciamo scandalo, questo prete pedofilo lo cambiamo di parrocchia in modo che tutti possano dimenticare, si mette la polvere sotto il tappeto, eccetera, e poi la gente comunque si è indignata perché queste cose sono venute fuori e loro hanno perso milioni, decine di milioni di fedeli. Quindi cari prelati, care eccellenze, care eminenze, è finito questo modo di fare, dovete dire la verità. Adesso nella Chiesa c'è bisogno di una bomba atomica di luce che ha predisposto Papa Benedetto. Dovete dire il re è nudo. Bergoglio non è mai stato Papa, ma non perché lo dice Cionci, perché lo dice la Costituzione Apostolica Universi Dominici Grecis. Assolutamente. Ora io volevo farti un'altra domanda e poi magari chiudiamo, anche perché non deve essere una chiacchierata promozionale, se no facciamo un'altra ora di trasmissione e poi magari ti rubiamo altri impegni. Quindi la domanda che volevo anche volevo condividere con te, una riflessione. Ora siamo in tempi perigliosi da un punto di vista anche bellico, conflitti si susseguono, ora si sta avviando, cioè si è riaperto un altro fronte, un'altra ferita, che è quella della Palestina, tanto per cambiare. Gli appelli per la pace si susseguono, tra cui anche l'appello per la pace ovviamente di Jorge Bergoglio, perché mi parebbe brutto che un papa, tra virgolette, non possa fare un appello per la pace. Ora io mi chiedevo e ti chiedo ora, che c'è di mancante da un punto di vista proprio morale e spirituale in questo agire? Se noi avessimo magari se avessimo, tra virgolette, un'altra chiesa, un altro modo di intendere, diciamo così, anche la politica internazionale dal punto di vista della Chiesa, ecco, cosa potremmo aspettarci cosa avremmo dovuto aspettarci e cosa dovremmo aspettarci in termini, diciamo così, di forza morale da una Chiesa che magari chiede la pace, però con un altro approccio, ecco. Se avessimo un altro modo di agire. Sì, allora questa Chiesa è disastrosa, ma perché volontariamente vuole distruggere la Chiesa. Cioè, quello che bisogna mettere a fuoco è che quel signore è stato messo lì da questo gruppo di porporati modernisti massoni, la mafia di San Gallo, con una missione ben precisa, quella di distruggere la Chiesa e rovesciare la fede cattolica, produrla, farla giungere ad essere un credo gnostico, panteista, sostanzialmente
demoniaco, con Pachamame, Grande Madre, Madre Terra, il Cristo Lucifero dell'Agnosi, eccetera. Quindi c'è un intento volutamente distruttivo verso la Chiesa Cattolica e naturalmente gli equilibri geopolitici risentono al massimo di questa situazione. Basti pensare a quello che è successo con la guerra russo-ucraina, no? Ricordiamo Benedetto XV, il Papa della Prima Guerra Mondiale, mantenne un profilo talmente imparziale che perfino gli ottomani, l'impero ottomano, gli innalzò una statua, mi pare proprio a Istanbul. Quindi questo per dirvi il profilo ottenuto da Benedetto XV, che fu di un'imparzialità talmente asettica che anche i nemici dell'Italia, l'impero ottomano era alleato dell'Austria-Ungheria e della Germania, gli tributarono questa statua in ringraziamento. Viceversa, Bergoglio ha preso smaccatamente le parti dell'Ucraina, ha baciato la bandiera del battaglione Azov, che sono notoriamente nazisti, poi tutti danno del nazista a quell'altro, i russi danno dei nazisti agli ucraini, gli ucraini danno dei nazisti ai russi, alla fine siamo tutti nazisti perché sì. ci stanno quelli che danno ai nazisti la gaystapo, poi ci sono i gay che invece danno dei nazisti ai cattolici che non vogliono accettare l'omosessualità, insomma c'è questa reductio ad Hitlerum per cui il nemico è sempre nazista. Poi quello che è stato veramente il nazismo, quelle che sono state le vicende storiche, nessuno le sa, e anzi chi prova ad avere un approccio critico verso quella pagina di storia viene messo in galera sostanzialmente, vedasi legge Mancino. Vabbè, questo è un altro discorso. Allora, il fatto è che Bergoglio ha tenuto una politica diplomatica disastrosa, assolutamente disastrosa, perché prima ha preso le parti dell'Ucraina, poi quando Zelensky è venuto a Roma gli ha risposto a pesci in faccia, ha fatto una figura pessima, poi ha fatto una figura pessima con i russi, poi ha cercato di compiacere i russi facendo una dichiarazione, ha sdegnato gli ucraini, insomma un disastro continuo. Adesso io non l'ho seguito molto nelle sue dichiarazioni in materia di guerra israelo-palestinese, ma perché lo seguo diciamo con un divertito distacco, nel senso che non essendo il Papa quello che dice e quello che fa per me è acqua fresca. La cosa veramente importante è capire e far capire perché non è il Papa, questa è la cosa veramente difficile, e purtroppo devo dire che c'è un altro nemico, non sono solo i bergogliani, i massoni, i satanisti, i progressisti, i modernisti, ma ci sono anche questi tradizionalisti che sono i veri sepolcri imbiancati, i veri farisei che dicono tanto contro Bergoglio e poi vengono a patti con lui. Ecco, ho commentato in un recente podcast il motto todos, todos, todos non è solamente di Bergoglio, cioè non è solamente la mucchiata del paradiso gnostico che è poi il paradiso del Cristo Lucifero, dove entrano tutti senza necessità di pentimento, di perdono, eccetera, ma è anche il todos todos pratico di questi tradizionalisti che vogliono continuare a campare in una chiesa dove ci sono tutti, antipapi, massoni, satanisti, esoteristi, modernisti. L'importante è che in questo carrozzone ci siamo anche noi, dove possiamo dire le nostre messe antiche con i merletti, le cappe magne, le carte gloria e la messa in comunione non si sa con chi, perché per loro il fatto di avere una comunione col principio visibile, cioè con il Papa, è qualcosa di puramente accessorio. Ecco, quindi i nemici di Papa Benedetto sono sia a sinistra che all'estrema destra tradizionalista. Senza dubbio, la risposta che hai dato è, per quanto mi riguarda, esemplare, cioè che fotografa esattamente la situazione di questa Chiesa anche dal punto di vista politico e geopolitico. Ora, io, in conclusione di questa nostra chiacchierata, in attesa di vedersi di persona, a questo punto lancerei il coniuge di un altro termine per definire tra queste persone che hanno questo atteggiamento, diciamo così, un po' intontito. Io li chiamerei bergoglioniti a questo punto, se vogliamo usare questo termine. Io l'abbiamo coniato oggi a Red Ascolto Live, chi lo volesse capire. Molto bello, molto
bello. Quindi se lo volete prendere in adozione questo termine fatelo pure, però sappiate che l'abbiamo creato qua oggi a Radio Ascolto Live durante Non Conforme, Vergogna Uniti. Quindi se qualcuno intende appropriarsi di questo nome faccia pure, non ci sono diritti, non ci sono royalties. Per cui definiremo queste persone così intontite o obnubilate da questa loro incapacità di realizzare così, Vergogna Uniti. Comunque, scherzi a parte, allora Andrea, questa chiacchierata è servita ovviamente per lavorare un pochettino su queste idee, per fare promozione ulteriore agli incontri prossimi che abbiamo qui in Sardegna, quindi li ricordiamo adesso e li andiamo anche a ricordare con i dettagli, quindi sarà 18 a Sassari, dove di preciso, e poi a Cagliari, dove di preciso. Prego. Sì, allora il 18 sarò a Sassari, ospite del Comitato Veritas, Hotel Carlo Felice, sala conferenze, via Carlo Felice 43, prenotazione consigliata al 333 643 4549, ripeto 333 643 4549, solo scritta, solo via WhatsApp, via SMS. Il giorno dopo, domenica 19 dicembre, a Sassari siamo alle 16, comincia alle 16 certo, questa conferenza, dove naturalmente voi potrete interloquire, fare domande, eccetera. Il giorno dopo, domenica 19, sempre alle 16, sarò al Caesars Hotel, via Darwin 2 di Cagliari. Anche qui prenotazione consigliata, solo WhatsApp, SMS al 340 237 4349, ripeto 340 237 4349, ma se volete trovare questo appunto scritto, in fondo ai miei ultimi video sul mio canale YouTube Andrea Cionci, Codice Ratzinger, troverete tutte le locandine. Una cosa, vorrei invitarvi tutti a firmare la petizione che troverete su www.codiceratzinger.eu oppure in descrizione nei miei ultimi video sempre sul mio canale YouTube. È assolutamente importante perché le prime 11.500 firme sono state consegnate, ma la petizione resta aperta ed è necessario che i cardinali che si decideranno a intervenire, come mi auguro, si sentano supportati da un popolo. Ecco, ci sono già 11.500 persone pronte a sostenerli, bisogna arrivare a 20.000, 30.000, 50.000, 1 milione. Quindi è una questione che riguarda la sicurezza nazionale, perché quel personaggio che usurpa il trono di San Pietro interviene spesso e volentieri in materie laiche che riguardano tutti, anche i non credenti, tipo certe curette, tipo certi ospiti che dobbiamo accogliere, tipo certe politiche sovranazionali alle quali ci dobbiamo assoggettare. Quindi è molto molto pericoloso. È importante che noi tutti salviamo la Chiesa per salvare l'Italia. Assolutamente, quindi è un discorso che travalica le questioni diciamo più squisitamente spirituali e teologiche. Poi ovviamente la questione spirituale ognuno la vede per sé, però intanto l'amore per la verità ci dovrebbe unire tutti quanti, ecco. Bene Andrea, allora io ti ringrazio moltissimo e aspetto di avere il piacere di rivederti di persona. Questa volta saremo lì con Radio Ascolto Live, anche stavolta a registrare, quindi raccoglieremo una testimonianza audio dell'intervento di Andrea a Cagliari, poi lo pubblicheremo sul canale della radio col permesso dell'autore ovviamente, quindi daremo ulteriore risonanza a questa conferenza. Detto questo, lo ringrazio ancora moltissimo, tutte le informazioni sono state date, poi naturalmente continuate a seguire noi di Radio Ascolto Live, le nostre piattaforme di accesso le trovate nella descrizione dei video e poi comunque ci sentiamo per altre trasmissioni che arriveranno a brevissimo. Grazie ancora Andrea Cionci, quella non conforme, questo speciale dedicato a lui e ai prossimi incontri in Sardegna. Grazie a tutti quanti, alla prossima. Grazie, un caro saluto, grazie Gabriele.